Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo live on web, ultimo della settimana, quindi andiamo a chiudere una settimana che è stata intensa in termini di webinar. Lo facciamo con un argomento molto interessante e stimolante. Ci avete spesso sentito parlare di sistemi a cappotto, è un tema che trattiamo effettivamente spesso, complice anche un po' quello che è stato il quadro degli incentivi, legacy super bonus che negli ultimi 2 anni, diciamo, è stato protagonista, quindi molto spesso ci siamo trovati a parlare di questo argomento, dell'importanza dell'isolamento degli edifici, è un argomento non nuovo per noi ovviamente legato a questi 2 anni, ma è una tematica che conosciamo molto bene, che spesso approfondiamo nella nostra rivista A Zero, ma oggi cerchiamo di vedere questa tematica da una sfaccettatura un pochino diversa. C'è da dire che molti, magari qualcuno di voi anche, si è trovato in questo periodo ad approfittare di quelli che sono gli incentivi anche per magari rifare, intervenire su un edificio che già aveva un sistema a cappotto. E comunque in ogni caso è una tecnologia che, seppur ben progettata, ha bisogno di programmare sicuramente negli anni degli interventi di manutenzione ordinaria, ovviamente per cercare di massimizzarne quella che è la vita utile. Oggi affronteremo un po' tutte queste tematiche, lo faremo insieme a un relatore che vedete già qua virtualmente accanto a me, che è l'ingegner Giuseppe Ricchichi. Dicevo, importanza di questo argomento perché ovviamente sono molteplici le problematiche che possono insistere su un sistema a cappotto, sono molteplici le cause di degrado che ci possono essere, ma ci possono sicuramente essere delle soluzioni che vanno ad aumentare quella che dicevo essere la vita utile per l'appunto di questo sistema di isolamento. Cercheremo di capire un po' tutte queste problematiche e entrare un pochino nel dettaglio, ma a fare da sfondo ovviamente ci sarà un pochino anche un richiamo a quelli che sono dei dettagli progettuali, ma anche delle tecniche di posa che fanno sì che poi, una volta posato il cappotto, si possano andare a riscontrare il minor numero possibile di problematiche. Io vi ricordo solo un paio di questioni. La prima è che a 2 ore poi dal termine della diretta, quindi tardo pomeriggio, diciamo, riceverete gli atti, quindi la presentazione che andrete a vedere quest'oggi, quindi le classiche slide, diciamo così, e l'altra raccomandazione che faccio è sempre l'opportunità da parte vostra di poter fare domande attraverso il campo chat domande del pannello di GoToWebinar, quindi molto semplice, molti di voi peraltro lo stanno già utilizzando, vedo, per darci il buongiorno come sempre. Ecco, lo stesso campo lo potete usare in formato privato, come vedete il buongiorno degli altri non lo vedete perché arrivano in formato privato a me, quindi sarò io a raccogliere le vostre domande. Potete digitarle lì e poi porterò io all'attenzione del nostro ingegnere Giuseppe Ricchichi le vostre domande, i vostri dubbi. Cercheremo di dare risposta a tutto, quindi la raccomandazione è di fare domande anche in diretta, in corso d'opera, di non tenerle tutte per la fine perché mi piace interrompere il nostro relatore e affrontare gli argomenti quando sono caldi. Allora, io ho detto questo, Giuseppe, se sei d'accordo, direi che possiamo iniziare questa presentazione. Sì, benissimo. Buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo della manutenzione dei sistemi di isolamento termico a cappotto. Questo perché giustamente il cappotto è un sistema complesso che ha bisogno di manutenzione nel tempo, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Soprattutto in questo periodo salta all'occhio la necessità di fare una manutenzione straordinaria perché con il super bonus dell'ultimo anno forse avrete visto anche voi in giro che molti cappotti vengono fatti magari non con la dovuta attenzione e quindi c'è il rischio nel tempo che sia necessario appunto intervenire sui cappotti fatti in questi ultimi anni. Inizio facendo una breve presentazione di Settef, che è l'azienda per cui lavoro. Settef fa parte del gruppo Cromology Italia, che ha al suo interno una serie di marchi per quanto riguarda l'Italia, che sono Max Meyer, Duco, Baldini Vernici, Tollens, Settef, Viero, Viero Paints, lo specialista di Mr. Color, quindi un bel bouquet di marchi. E Settef insieme a Viero sono i due marchi che si occupano di facciate, mentre gli altri sono più indirizzati verso verso gli interni.
piccolo accenno che qua non è segnato, Chromology fa da poco parte di Dulux Group, che è un gruppo australiano che a sua volta fa parte di Nippon Paint, che è il quarto player mondiale nel campo delle vernici. Quindi appunto una serie di scatole cinesi, diciamo così, all'interno delle quali si piazza Setter. Altro breve accenno prima di cominciare con la presentazione al nostro Chromo Campus, che è la nostra scuola, il nostro centro di formazione per i professionisti dell'edilizia del colore, che si occupa di formazioni in aula, online, convegni, come in questo caso, e di realizzare strumenti professionali per i progettisti, fondamentalmente. Ha sede a Porcari, in provincia di Lucca, che è la sede della nostra azienda, di Chromology Italia, con diciamo delle estensioni in provincia di Treviso e a Catania. Bene, passiamo quindi all'argomento principale del convegno. Come dicevamo, il cappotto è un sistema complesso ed è un sistema che per avere successo, come è scritto in questa slide, o comunque per poter avere una durata adeguata nel tempo, ha bisogno di fondarsi su 4 pilastri importanti. 4 pilastri che sono la qualità della progettazione, che è diciamo responsabilità dei progettisti, la qualità dei prodotti, che è responsabilità del produttore, la qualità di applicazione, quindi chiaramente responsabilità dell'applicatore, e l'importanza del concetto di sistema. Questo è un punto molto importante che è responsabilità di tutti e tre i player che abbiamo appena detto, quindi progettista, produttore e applicatore. Rispettando questi criteri è possibile avere una durata del sistema cappotto ben oltre il periodo di prova cosiddetto considerato dalle direttive europee, che è di 25 anni, e stiamo parlando di durate di oltre 50 anni. Ormai ci sono sistemi a cappotto in Europa, ma anche in Italia, che hanno 60 anni ed oltre, che con la giusta manutenzione hanno, diciamo, sono ancora in ottimo stato. Chiaramente per ottenere questi risultati è necessario basarsi sulle linee guida del manuale di applicazione Cortexa, ma soprattutto della norma UNITR 11715, che è appunto la norma italiana sulla posa del sistema cappotto. Uno studio che io presento molto spesso perché fa capire esattamente quale può essere la durata di un sistema cappotto e quali sono, o meglio, ogni quanto potrebbe essere necessario effettuare degli interventi di manutenzione, è lo studio dell'Istituto Fraunhofer sui sistemi a cappotto. È uno studio sul comportamento a lungo termine, che è partito nel 1970 e ha come ultimo finora intervento di controllo nel 2014. Appunto partito nel 1970, ha fatto dei sondaggi su una serie di interventi circa ogni 10 anni, nel 75, 85, 95, nel 2004 e nel 2014, e quindi siamo vicini alla diciamo al prossimo step di controllo. In che senso sono stati fatti dei controlli sugli interventi a cappotto? Come vedete qua c'è un piccolo riassunto di alcuni interventi. Come vedete sono numerati: Monaco, l'intervento progetto numero 16, numero 18, numero 96, sono oltre 100 interventi e qua sono stati presi alcuni più significativi. Come vedete in questa tabella c'è un inizio del controllo del progetto, quindi in alcuni casi parte dal 1970 perché i cappotti magari sono stati realizzati prima del 1970, in alcuni casi ha un inizio che è legato appunto all'applicazione del sistema stesso.
Quello che è più importante, secondo me, è vedere questi punti verdi, questi con il numero 1, che indicano gli interventi che sono senza difetti nei diversi anni di controllo che sono stati fatti. Chiaramente per arrivare senza difetti, in alcuni casi è necessario appunto avere degli interventi di manutenzione, che sono questi segnati nel quadratino con la A. Il caso secondo me più interessante da vedere è quello di Newmark, il progetto numero 54, che come vedete è stato realizzato nel 72. Già nel 75 era a un livello 3, bollino rosso, quindi difetti rilevanti del cappotto, che non sono stati sistemati fino al 87, se non sbaglio. Come vedete, in questo punto c'è una A che indica l'intervento di manutenzione. Quindi per questo progetto, appunto, da un momento in cui abbiamo difetti rilevanti nell'82, no, 80, vabbè, dovrebbe essere 85 in realtà, abbiamo un intervento di manutenzione e poi il cappotto che si ritrova senza difetti. Quindi particolare importanza per questa A, che ci indica che con la dovuta manutenzione anche cappotti difettosi possono essere correttamente sistemati. E in più vengono segnati anche gli interventi di raddoppio, quindi laddove sono stati aggiunti degli strati al sistema cappotto, che tra l'altro vedremo a fine presentazione. Quindi, dicevamo, importante intervenire con la manutenzione. La manutenzione permette di allungare la vita del sistema cappotto e sistemare qualunque possibile difetto dello stesso. La manutenzione però, in questo caso, questo di Neumark, abbiamo visto una manutenzione straordinaria. È importante però anche avere a che fare con delle manutenzioni ordinarie. Nella stessa tabella vista da prima, che abbiamo qua in basso in piccolo, vedete che in alcuni casi abbiamo delle A segnalate anche laddove l'intervento non aveva difetti visibili, diciamo evidenti. Questo perché, come vedremo fra poco, è importante comunque controllare lo stato del sistema cappotto ed eventualmente sistemare ciò che magari non è un difetto ma potrebbe diventarlo nel tempo. E quindi di solito vengono consigliati, anche se onestamente molto raramente vengono fatti, ma sarebbero di vitale importanza, vengono consigliati degli step anche per le manutenzioni ordinarie del cappotto. E in alcuni casi, come per esempio nel caso della prima ispezione, sono molto vicini al momento dell'applicazione del sistema, quindi abbiamo una prima ispezione dopo 6 mesi dall'applicazione. Prima ispezione chiaramente non significa andare a intervenire necessariamente in qualche modo sul cappotto, ma significa cominciare a vedere se quei difetti che si possono riscontrare già nei primi mesi dalla posa del sistema, come ad esempio le microcavillature da ritiro, si sono presentati per qualunque motivo e eventualmente per pianificare poi degli interventi veri e propri. La seconda ispezione viene consigliata dopo 1 o 2 anni, cioè tendenzialmente dopo 1 anno dalla prima ispezione. Dopodiché ulteriori ispezioni ogni 2 o 3 anni. Come dicevamo, ispezioni visive, ispezioni magari avendo sott'occhio diciamo una lista dei possibili difetti che si potrebbero riscontrare per verificare se c'è qualche avvisaglia di questi stessi difetti. Non necessariamente, come dicevamo, significa intervenire in qualche modo, però l'analisi deve controllare eventualmente se ci sono lesioni, cavillature, fessure, crepe anche importanti, se sono presenti muffe, fluorescenze, depositi, sporcizia superficiale. Questo ad esempio del controllo della muffa è qualcosa che potrebbe essere riscontrato, ma non necessariamente potrebbe essere richiesto un intervento.
ma potrebbe essere pianificato più avanti nel tempo. Vedere se c'è un degrado del colore, se le superfici sono planari e regolari. Chiaramente dovrebbero esserlo già durante la posa del cappotto, ma un degrado particolare, un distacco dei pannelli isolanti, dei movimenti particolari dell'edificio magari dovuti a grossi interventi di ristrutturazione potrebbero portare a una perdita della planarità anche se durante la posa questa c'era. E quindi è un'altra verifica da fare. Verificare gli elementi critici, le scossaline, gronde, griglie, tutti gli elementi che in qualche modo proteggono o si attaccano al sistema isolante ma non ne fanno parte. E la tenuta chiaramente degli ancoraggi. Questo è un po' più complicato da verificare, non è una verifica da fare a ogni intervento, ma è chiaramente qualcosa di cui tener conto. Quindi nel momento in cui si dovessero vedere ad esempio delle grosse diciamo dei grossi punti in cui il cappotto tende a spanciare, potrebbe voler dire che gli ancoraggi, quindi i tasselli, non sono più ben ancorati. E quindi vediamo un pochino più nel particolare i problemi che si potrebbero riscontrare e come intervenire. Come dicevamo, uno dei casi che si potrebbero riscontrare è la presenza di alghe e muffe. Sono elementi, lo vedete scusate, nella facciata, nell'immagine, sono organismi che si attaccano sul sistema isolante rendendolo nero o verde a seconda della natura appunto dell'organismo. Le muffe tendono a rendere la superficie nera, le alghe verdi. Sono microrganismi che stanno sulla superficie del cappotto e in nessun modo ne rovinano la funzionalità. Sono però un difetto chiaramente estetico che potrebbe essere necessario rimuovere per restituire la giusta estetica appunto al sistema isolante. Sono problematiche che si possono riscontrare anche su una muratura non isolata, ma che potrebbero essere ancora più evidenti su sistemi a cappotto, perché un sistema isolante appunto ha la funzione di mantenere il calore all'interno dell'edificio, la superficie esterna del muro, in questo caso del cappotto, non è riscaldata, l'acqua piovana impiega più tempo ad asciugarsi, a evaporare, e quindi c'è un maggior rischio di formazione di microrganismi. Innanzitutto, visto che abbiamo parlato della giusta progettazione, diciamo che per evitare la formazione di muffe è necessario lavorare a priori sulla progettazione corretta del sistema cappotto e quindi avere sistemi efficienti di gestione delle acque meteoriche, chiaramente, cioè se ho dei punti in cui potrebbe esserci un accumulo di acqua sul sistema cappotto, ad esempio mi viene da pensare questa tettoia del box, questo tetto del box che vedete nell'immagine, se non correttamente realizzato, magari con dello spazio per l'acqua per passare attraverso il cappotto, qua potrebbe esserci un punto di formazione di muffe che poi tendono a svilupparsi su tutta la superficie. Soprattutto avere davanzali e sbalzi di dimensioni adeguate e quindi ad esempio soprattutto lo sporto di gronda, quindi il tetto che protegga il più possibile le superfici. Laddove abbiamo sporti di gronda molto ridotti, come nel caso dell'immagine che abbiamo preso ad esempio, appunto dimensioni molto ridotte, c'è sempre molto spesso il rischio di formazione di muffe, soprattutto se gli altri aspetti non vengono controllati, quindi le coperture che abbiano uno giusto smaltimento dell'acqua, dei gocciolatori efficienti, ma anche rivestimenti con la giusta idrorepellenza, perché chiaramente sia i problemi che vedremo in quest'ora
sia in generale i problemi che possono venire fuori sul cappotto non sono mai legati a un singolo errore, chiamiamolo così, ma una serie di errori, di difetti, di imperfezioni o di diciamo cose non ottimali. E quindi per esempio anche l'utilizzo di rivestimenti molto idrorepellenti, rivestimenti silossanici o crissilossanici, può ridurre la formazione di muffe anche se ho degli sporti di gronda ridotti. Quindi chiaramente, soprattutto se vado a effettuare, a realizzare un sistema cappotto su un edificio esistente, non potrò lavorare necessariamente sulla copertura, ma utilizzare magari il giusto rivestimento. Questo chiaramente, come dicevamo, è legato alla progettazione del sistema isolante. Cosa facciamo se dobbiamo fare un intervento di manutenzione per ridurre la formazione di muffe? Quindi ho un cappotto ormai realizzato, quale che sia il motivo, si sono formate delle muffe sulle superfici e devo intervenire. Allora, chiaramente il ciclo deve essere studiato per rimuovere le muffe esistenti e proteggere le superfici per avere il minor rischio di formazione di nuove muffe. Quindi il ciclo, ad esempio, che andiamo a proporre è quello dell'utilizzo di una soluzione risanante, che è una soluzione antimuffe e antialga. Questa soluzione viene applicata sulle muffe esistenti, viene lasciata agire per 24 ore e poi risciacquata. In questo modo uccido le muffe esistenti, altrimenti se andassi a lavorare, pitturare sulle muffe, avrei il rischio di nuova formazione, perché le muffe si nutrono di acqua, o meglio hanno bisogno di umidità. I prodotti che dobbiamo andare ad utilizzare per ripristinare il sistema cappotto sono necessariamente prodotti a base acqua, vedremo dopo quali possono essere i problemi legati ai solventi, e quindi prodotti che potrebbero aiutare la formazione di muffe, quindi devo prima uccidere quelle esistenti. Dopodiché utilizzare un fissativo sempre a base acqua, chiaramente, imprime la C100 che serve per consolidare in profondità l'intervento, la facciata. Dopodiché ho due alternative nei casi che andiamo a proporre, ovvero ho una finitura Ancora Lotus, che è una finitura silossanica conforme alla norma AFNOR 30808, ovvero la norma che prevede l'utilizzo di almeno il 40% di resine silossaniche per poter definire silossanico un prodotto. Le resine silossaniche sono resine molto idrorepellenti ma traspiranti, permeabili al vapore. E in questo caso ciò che ci interessa è l'idrorepellenza della resina silossanica e quindi l'effetto lotus dato da questa pittura, ovvero la formazione di gocce che rimangono di forma sferica come sulla foglia di loto e scivolano dalla superficie, mi permette, mi permette di avere appunto una scarsa bagnabilità della superficie, uno scorrimento maggiore dell'acqua e quindi un minore rischio di formazione di muffe. In alternativa abbiamo X-Dry Paint, è una pittura acrissilossanica antilumacature, va in fuoripioggia in poche ore, quindi siccome di solito le muffe soprattutto si sviluppano nelle zone con alta presenza di umidità nell'ambiente, avere una pittura come X-Dry Paint sempre con resine silossaniche, in questo caso è acril silossanica, quindi a meno del 40% di resine silossaniche all'interno, però con un fuoripioggia in poche ore, significa che diventa idrorepellente molto velocemente, subito dopo la posa, e quindi anche in ambienti molto umidi non ho il rischio appunto di formazione di lumacature, ma anche ho subito un'idrorepellenza immediata e quindi un ambiente più ostile per le muffe. E vediamo un pochino nel particolare, ma proprio velocemente, queste due pitture, semplicemente per mostrare le due classi di permeabilità al vapore e di assorbimento d'acqua.
sia Ancora Lotus, che abbiamo detto è la silossanica, effetto loto, come vedete la goccia d'acqua rimane sferica, scivola molto più velocemente e rimane più pulita la superficie e meno bagnata. Dicevo, sia Ancora Lotus che X-Dry Paint sono in classe WW3 per l'assorbimento d'acqua, quindi la classe più bassa, ovvero quella con un minore assorbimento d'acqua, e in classe V1 per quanto riguarda la permeabilità al vapore acqueo. E quindi la classe più alta in questo caso significa una maggiore permeabilità al vapore acqueo e quindi anche adatta al di fuori dei sistemi isolanti laddove sia richiesta una buona permeabilità al vapore. X-Dry Paint, dicevamo, allo stesso modo, ha le stesse classi di assorbimento d'acqua e permeabilità al vapore, ma ha questa caratteristica molto molto importante, non solo per quanto riguarda le muffe, di idrorepellenza dopo solo 6 ore dall'applicazione, quindi veloce drenaggio dell'acqua e diciamo minore rischio anche in questo caso di formazione di muffe ma anche di lumacature, che non è qualcosa che vedremo oggi ma che immagino molti di voi conoscano come difetto in generale delle pitture, o meglio problema legato alle pitture. Come dicevamo prima, dobbiamo utilizzare, anche se le muffe si nutrono, diciamo così, di acqua, dobbiamo utilizzare dei prodotti a acqua su cappotto, perché in caso si usassero prodotti a solvente, il solvente ha un'elevata penetrazione, penetra ben oltre i 3 mm di rasante e arriva ai pannelli isolanti che col solvente si bruciano in parte, si deformano e come vedete in questo caso è stato utilizzato su un sistema a cappotto esistente già da qualche anno in buono stato, è stato utilizzato uno smalto a solvente e tutti i pannelli si sono imbarcati, spero si veda nell'immagine di sinistra, però tutte quelle linee che vedete sulla superficie sono legati, o meglio, corrispondono ai bordi dei pannelli che si sono mossi, appunto deformati, e hanno rovinato del tutto il sistema a cappotto. Senti Giuseppe, mi è Sì? arrivata una domanda che credo abbia a che fare con quel ciclo un pochino che ci hai fatto vedere prima relativo al Sì. problema delle alghe e delle muffe. Ci chiedono se quel ciclo di manutenzione può essere applicato anche a livello locale e in questo caso come si gestisce l'uniformità estetica con il resto della superficie. Allora, diciamo che in generale il livello locale, ovvero il cosiddetto rappezzo, non è mai consigliato. Chiaramente l'intervento di eliminazione delle muffe può essere fatto solo in locale, perché il prodotto, la soluzione risanante viene messa per uccidere le muffe, dopodiché viene lavata via e non ci sono problemi. Tendenzialmente potrei anche lasciare l'intervento così, perché ho ucciso le muffe e l'estetica è ripristinata. Non vado però a ripristinare o meglio, a rendere sufficientemente idrorepellente e proteggere dalle muffe se non vado ad utilizzare un prodotto silossanico, quindi se si sono formate probabilmente si riformeranno. Però se vado a pitturare solo in alcuni punti, chiaramente la muffa non si creerà magari nel punto in cui vado a realizzare il rappezzo con una pittura silossanica, ma si svilupperà 1 metro più in là. Chiaramente la protezione devo farla su tutta la facciata, almeno su tutto lo specchio di facciata, non necessariamente anche sulle altre, quindi tipicamente a nord magari rifaccio la tinteggiatura di tutta la facciata nord. Chiaramente il colore viene fatto in modo da avere una corrispondenza con le altre facciate che non vengono, su cui non si va a intervenire e il colore sarà sufficientemente simile. Fare solo il rappezzo anche di colore onestamente è un lavoraccio che comunque può portare, anche se ho magari una colorazione perfetta, identica al rivestimento sottostante, innanzitutto con la pittura vado a lisciare perché vado a riempire il granello
e quindi creo una texture diversa. Ma poi soprattutto, e qua mi aggancio al caso successivo, come vedete nella foto in basso a sinistra, prodotti diversi si comportano diversamente nel tempo e quindi potrei avere a quel punto anche il rappezzo perfetto, del colore perfetto, ma che dopo 2 o 3 anni ha una tenuta perfetta del colore, perché le resine silossaniche hanno una maggiore tenuta del colore, e tutto intorno avere anche un piccolo viraggio della facciata, ma sicuramente che si noterebbe rispetto al rappezzo fatto. Sì, certo, anche perché parliamo di campiture abbastanza grandi da essere ovviamente molto ben notate. Esatto. Certo, ti lascio proseguire, Giuseppe. Sì, grazie. Eh, Come dicevo, appunto, ricollegandomi a quello che dicevo poco fa, anche il colore può essere un problema. L'utilizzo di finiture diverse, come nel caso in basso a sinistra, dove nella parte bassa è stata utilizzata una pittura silossanica per dare una maggiore idrorepellenza nella parte bassa, appunto, dell'edificio, mentre sopra è stata usata una pittura con resina acrilica. Nel tempo c'è stato uno scolorimento dell'acrilico, ma non del silossanico. In generale, comunque, le pitture, soprattutto di colori molto forti, che portano a un surriscaldamento del sistema, possono degradarsi abbastanza velocemente nel giro di qualche anno e dovrò quindi pensare a un ripristino del colore. La scelta del colore è fondamentale, in questo caso torniamo, come dicevamo, alla fase di progettazione, perché come vedete colorazioni più chiare possono portare a temperature superficiali ma di 25-30 gradi. Colorazioni più scure possono arrivare anche a 50-60 gradi. Chiaramente, come potete immaginare, una temperatura più alta porta a un maggiore degrado del colore e della resina che protegge il colore. E quindi è bene progettare i sistemi a cappotto con colorazioni più chiare. E soprattutto e anche, scusate, utilizzare magari resine che hanno una maggiore tenuta di colore e quindi ad esempio resine silossaniche. In alternativa ci vengono incontro dei pigmenti particolari, ovvero sono i pigmenti che nel nostro caso si chiamano thermocolor, e la linea thermocolor sono colori termoriflettenti. Cosa significa? Significa che sono pigmenti che permettono di scendere anche sotto, scusate, torno alla slide di prima, perché non l'ho detto, un colore su cappotto dovrebbe avere un indice di riflessione superiore a 25, laddove l'indice di riflessione è la quantità di luce riflessa da un colore ed è pari a 0 per il nero e 100 per il bianco. Quindi capite che superiore al 25% significa evitare i colori troppo scuri. Ma come dicevamo, potremmo avere ad esempio dei colori, un marrone scuro come in questo caso, con pigmenti tradizionali sotto il 25, quindi 18 di Total Solar Reflectance, quindi diciamo che comparabile all'indice di riflessione, all'incirca, non stiamo ad approfondire, pari a 18, quindi sotto il 25. Significa che è un colore che non potrebbe essere usato su cappotto perché tende a surriscaldarsi. Utilizzando pigmenti termoriflettenti che quindi a parità di colore riflettono una maggiore quantità di radiazione infrarossa, che è quindi quella che porta al riscaldamento di un oggetto. Utilizzando appunto questi pigmenti ho una TSR di 31, quindi superiore al 25% e quindi adatti anche in questo caso al sistema cappotto. Chiaramente qua parliamo di progettazione, per quanto riguarda invece la manutenzione nel caso di scolorimenti è molto banale ed è l'utilizzo di semplicemente una nuova pittura per coprire quello che si è andato a scolorire. Chiaramente tutte le logiche di progettazione che abbiamo detto, quindi utilizzo di colori chiari o perlomeno di colori termoriflettenti, si applica anche alle pitture per la manutenzione e quindi andrò su un cappotto che ha perso il colore,
dovrò magari pensare a utilizzare dei termoriflettenti in modo che questo non accada più. Passo poi a problemi, diciamo, un po' più gravi, un po' più anche interessanti del sistema cappotto, che sono le fessure. Le fessure si possono dividere in 3 macrofamiglie, a seconda delle dimensioni delle fessure stesse, ovvero le microcavillature, le cavillature vere e proprie, altrimenti dette crepe, e le lesioni strutturali. Lesioni strutturali che chiaramente non interessano il cappotto, ma potrebbero essere presenti sotto il sistema cappotto. Per quanto riguarda le microcavillature, si intendono le fessurazioni con dimensioni inferiori a 0,2 mm. Sono microcavillature, cosiddetti capelli d'angelo in alcuni casi, in alcune regioni vengono chiamati, quindi proprio delle fessure molto molto sottili, che di solito sono molto diffuse sulla facciata e sono di solito legati semplicemente al ritiro, alla fase di ritiro di asciugatura del cemento presente nel rasante, o in alcuni casi anche del rivestimento, ad esempio se applicato in quantità eccessive o con temperature troppo elevate. Le microcavillature non sono un problema, come si dice, funzionale del sistema cappotto, ma semplicemente un problema di tipo estetico, e quindi non hanno necessità di manutenzione urgente, a meno che non si localizzino in punti particolari, ovvero in corrispondenza dei bordi dei pannelli. Quindi, come nel caso dell'immagine di sinistra, vedete si leggono tutti i pannelli perché ci sono fessurazioni proprio lungo tutto il bordo. In questo caso non si parla di microcavillature legate al ritiro dei materiali, ma al movimento del sistema cappotto, e quindi potrebbero essere legate a problematiche molto più serie, di solito distacco addirittura del collante dal supporto, o pannelli isolanti non adatti, o rasatura non correttamente armata. Diciamo che le cause possono essere molte. Sempre imputabili, diciamo, a difetti del sistema cappotto, possono essere anche movimenti del supporto sottostante, quindi dell'edificio, per esempio. No, allora, i movimenti dell'edificio possono portare chiaramente a cavillature anche più grosse sul cappotto, ma di solito non sono localizzate, come in questo caso, sui bordi dei pannelli, ma più o meno corrispondono ai punti in cui si è mosso l'edificio. Quindi eventuali piccoli cedimenti del terreno che portano a un movimento dell'edificio possono portare a cavillature, ma non sarebbero così localizzate sui bordi dei pannelli. Quando sono sui bordi è perché è proprio il movimento dei pannelli isolanti, legati o movimenti standard del pannello isolante, ma che non sono ben tenuti dal collante, dal supporto o dal rasante, o movimenti superiori al dovuto, perché sono stati usati appunto pannelli non adeguati, come può essere ad esempio il polistirene estruso o il polistirene espanso con elevate densità. Certo, perfetto. Nel caso invece di dimensioni superiori a 0,2 mm si parla di cavillature o crepe. Non sono più microcavillature, non è più un problema puramente estetico, ma può essere un problema, un rischio per il cappotto, perché possono essere il punto di passaggio dell'acqua meteorica, che quindi penetra all'interno delle cavillature fino ad arrivare al pannello isolante e eventualmente anche oltre. Chiaramente anche in questo caso potrebbero essere localizzate in corrispondenza dei giunti dei pannelli, e sono le microcavillature che abbiamo visto prima, che col tempo si sono allargate ulteriormente proprio perché sono in continuo movimento.
Anche in questo caso spesso legati a difetti di posa o di progettazione del sistema, o se ad esempio non sono stati utilizzati prodotti coerenti. Quello che dicevamo all'inizio, uno dei 4 pilastri di cui parlavamo è appunto il concetto di sistema, ovvero il sistema cappotto deve essere applicato con una serie di prodotti coerenti che sono stati studiati per lavorare l'uno insieme all'altro. Se si utilizzano sistemi assemblati in cantiere, quindi il collante di un produttore, la rete di un altro, il rivestimento di un altro ancora, il pannello che non si sa da dove arriva, chiaramente non si conosce l'interazione fra questi elementi e uno potrebbe avere un modulo elastico maggiore, uno un modulo elastico minore, uno un modulo elastico non adatto per il sistema cappotto e quindi il rischio di formazioni di cavillature. Chiaramente poi parliamo, come abbiamo detto, delle fessure strutturali, quindi legate invece a cedimenti e assestamenti dell'edificio. Come dicevamo, in questo caso chiaramente non abbiamo a che fare con problemi del cappotto, potrebbero anche vedersi sul cappotto, quindi come chiedevi poco fa, Marco, se ho il movimento di un edificio, magari con la formazione di fessurazioni strutturali sull'edificio stesso, molto probabilmente nello stesso punto o molto vicino avrò delle fessure grosse, importanti anche sul sistema cappotto. Chiaramente in questo caso bisogna intervenire non sul cappotto ma sulla struttura. E quindi se ho delle microcavillature, cavillature o crepe importanti, come posso intervenire? Chiaramente l'intervento dipende dal tipo di cavillatura e dal posizionamento della stessa. Quindi potrebbe essere sufficiente utilizzare un ciclo di finitura, una semplice tinteggiatura con magari un prodotto molto riempitivo che mi permette di nascondere le microcavillature in questo caso. Se, come dicevamo, la microcavillatura è legata al ritiro del materiale, che può essere il rasante o la finitura, una volta sviluppatesi queste microcavillature non si svilupperanno più nel tempo. Quindi andando a coprirle ho risolto il problema e quindi è sufficiente un ciclo di finitura. Potrebbe essere necessario applicare una rasatura armata per bloccare il movimento, ad esempio, dei pannelli, come dicevamo prima. Ci fosse un problema di rasatura armata non realizzata correttamente, realizzando una nuova rasatura armata posso ovviare a questo problema dei movimenti. In alcuni casi però le fessurazioni possono portare a un ulteriore ammaloramento della rasatura sottostante e quindi potrebbe essere necessario lo stripping, ovvero la rimozione della rasatura armata dal sistema cappotto per poi realizzarla nuovamente. Si procede molto semplicemente arrivando in cima al cappotto, incidendo la rete d'armatura, afferrandola di solito arrotolandola intorno a un bastone, una staggia, qualcosa di rigido e poi tirando completamente la rete fino in fondo. In questo modo si rimuove appunto la rasatura armata ed è possibile effettuarne una nuova. In casi estremi potrebbe essere necessario demolire totalmente il sistema. I casi estremi sono, come dicevamo, la presenza magari di lesioni strutturali sull'edificio o magari fessurazioni che sono il sintomo del movimento dei pannelli isolanti. Se i pannelli non sono adatti andranno rimossi e sostituiti con pannelli adatti. Se il supporto non era stato correttamente trattato e quindi ho un distacco dei pannelli dal supporto, non potrò intervenire sui pannelli esistenti, dovrò rimuoverli e applicare un nuovo sistema cappotto. Nel caso di rasature armate, che tipo di prodotto proponiamo?
è necessario, come abbiamo detto, cercare anche di avere dei prodotti che abbiano la giusta resistenza alle tensioni che hanno creato le cavillature. Come faccio ad avere questa resistenza? Con la corretta elasticità. Inoltre, chiaramente è necessario, parlando di un intervento di manutenzione, avere la giusta velocità di posa, perché non posso pensare magari di mettere un cantiere, soprattutto in questo periodo in cui i ponteggi sono rari e costosi, e il tempo comunque è ancora più prezioso, non posso permettermi magari di avere per una semplice rasatura armata un ponteggio lasciato lì per un mese. Normalmente, applicando un rasante classico cementizio, devo aspettare almeno 7-10 giorni dopo la posa del rasante perché ci sia la corretta maturazione del rasante stesso. Come ovviare a questo problema? Utilizzando Armafon. Armafon è un rasante universale in pasta, è pronto all'uso, non contiene cemento, quindi non devo aspettare i 7-10 giorni di manutenzione del cemento. È colorabile a tintometro, quindi ha la colorazione corretta, cioè ha la colorazione già in tinta per il rivestimento successivo e quindi non avrò bisogno del primer prima della finitura per aiutare il colore del rivestimento, ma non avrò necessità neanche del primer per normalizzare il pH. Come abbiamo detto, i rasanti cementizi necessitano di 7-10 giorni di manutenzione, scusate, di maturazione, anche perché il cemento ha un pH molto elevato che nel tempo tende a neutralizzarsi. Nel tempo significa almeno 10 giorni. Il pH dopo questi 10 giorni aiuta a riportarlo ancora più a valori neutri. L'assenza di cemento in questo tipo di rasante mi permette di non utilizzare un primer anche per questo motivo. Quindi chiaramente taglio i tempi di maturazione del cemento, del rasante. Non ho bisogno, salto una mano, la mano di primer, quindi accelero notevolmente le tempistiche di realizzazione della rasatura armata e è un prodotto pronto all'uso, quindi velocissimo anche da preparare, cioè apro il secchio e posso utilizzarlo, e soprattutto, essendo un prodotto in pasta a base di resine acriliche liquide, è un prodotto molto molto elastico, quindi con una resistenza superiore alle tensioni che possono portare alla formazione di nuove cavillature. Inoltre le rotture superficiali del sistema cappotto, quindi altro fattore che devo controllare quando faccio un'ispezione del sistema, altre rotture sono appunto le rotture meccaniche, quindi dovute ad urti. In questo caso dovrò chiaramente verificare l'integrità della rete d'armatura, perché la rottura, ad esempio, da grandine nel caso il cappotto non sia realizzato correttamente, perché è importante dire che un cappotto correttamente realizzato con i giusti prodotti non avrà mai problemi legati all'urto della grandine. Però se mal realizzato, anche la grandine o altri colpi sulla superficie potrebbero romperne la superficie. In alcuni casi potrebbero rompere solo il rivestimento, staccare il rivestimento o staccare parte del rasante. In alcuni casi potrebbero anche rompere la rete d'armatura. In quel caso chiaramente dovrei valutare una nuova rasatura armata, anche solo localizzata, e poi una finitura più globale, però è una cosa da prendere in considerazione. Nel caso invece si parli di rottura solo degli strati superficiali, allora posso magari asportare parte della finitura intorno alla rottura e rappezzare con rasante, fondo e finitura spessore in modo da ripristinare localmente l'aspetto dal punto di vista materico.
Dopodiché dovrò chiaramente uniformare il colore. Allora in quel caso dovrò usare una finitura uniformante, ma in questo caso una pittura, su tutto lo specchio di parete in modo da avere un colore uniforme, come dicevamo prima. I rappezzi si possono fare, chiaramente non saranno mai belli come una finitura data sull'intero specchio di parete. E quindi per ripristinare il consiglio è quello di utilizzare delle pitture con un alto potere riempitivo, quindi molto uniformanti, perché? Perché il rappezzo che andrò a effettuare con del rivestimento nel punto in cui ho avuto la rottura, per quanto possa essere simile a quello applicato in precedenza, o meglio sul resto della parete, non sarà mai identico, anche semplicemente per il fatto che la mano che lo applica è diversa. Il fatto di applicare su una piccola superficie lo rende diverso rispetto all'applicazione su grandi superfici e quindi per ottimizzare dovrò utilizzare qualcosa molto riempitivo. Nel nostro caso abbiamo il Silacryl 3D Plus, che è una pittura acrissilosanica. Come dicevo prima, consigliamo sempre l'utilizzo su cappotto di finiture acrissilossaniche o silossaniche per tutti i motivi che abbiamo già detto. In questo caso ha all'interno delle microsfere di vetro cave da 0,3 mm che lo rendono innanzitutto molto leggero e veloce da usare, molto semplice da stendere, si stende a rullo. E come si dice? Soprattutto è molto uniformante, quindi ha una curva granulometrica tale per cui ha un alto riempimento e quindi mi permette di mascherare l'intervento di ripristino che ho appena fatto. E qui abbiamo appunto diciamo un riassunto delle caratteristiche che vi ho appena detto. Tra l'altro 3D, Silacryl 3D è l'ideale anche per mascherare rappezzi su cemento, quindi non su cappotto, ma tracce, interventi fatti su intonaco tradizionale, perché permette di avere un ottimo riempimento e quindi un'ottima mascheratura. Nel caso appunto di rotture da urto, è importante eventualmente intervenire con un ciclo che abbia una buona resistenza meccanica, magari superiore a quella del cappotto che si è lesionato, o comunque, meglio ancora, durante la fase di progettazione del cappotto è bene ragionare sulla resistenza del cappotto, perché un cappotto standard classico prevede una resistenza agli urti di circa 15, o meglio, che deve essere superiore ai 15 joule, che è un ottimo valore comunque, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario avere resistenze maggiori. Allora, ad esempio, utilizzando un EPS con una maggiore resistenza a trazione, ma anche a compressione chiaramente, un T150. Il rasante Armafon, che è molto elastico, e anche questo è molto importante, l'abbiamo visto prima, il rasante, e una normale finitura Silancotto 1.5 è una normale finitura da cappotto, però utilizzando appunto questo rasante molto elastico e un isolante con resistenza maggiorata possiamo arrivare a 60 joule. In alcuni casi, cambiando ulteriormente anche la finitura e la rete d'armatura, riusciamo ad arrivare anche a 100 joule, che come potete capire rispetto ai 15 joule standard è un'ottima resistenza che mi permette anche di resistere a urti maggiori in caso magari di zone particolarmente soggette al passaggio di persone o a urti accidentali. Giuseppe, scusa, ti faccio Sì, una domanda che credo che sia d'obbligo parlando di rotture meccaniche. certo. Tu ci parli di aumentare la resistenza fino a 60 joule, si può diversificare a seconda della porzione di edificio? Cioè, mi spiego bene, sicuramente è più soggetta a danno da rottura la parte, diciamo, più bassa dell'edificio, Certo. dove possono esserci sassi, pallonata, quindi a seconda di dove ci troviamo. Si può Sì. diversificare per l'appunto la resistenza del cappotto sulla superficie? Sì, sì, assolutamente si modula l'intervento a seconda della zona.
In questo caso la resistenza maggiore è data dall'isolante e dal rasante, mentre il resto rimane normale, diciamo, un classico sistema cappotto. Allora potrei pensare di utilizzare l'EPS T150 solo in zoccolatura ed eventualmente anche effettuare una rasatura con l'Armafon fino a magari andando oltre il T150, diciamo che magari faccio le prime 2 file di isolante, quindi 1 metro d'altezza col T150 e arrivo fino a 1,5 metri con il rasante Armafon, dopodiché cambio rasante e passo a un altro tipo. Ma comunque queste resistenze maggiorate si possono avere anche con sistemi diversi, utilizzando una doppia rete d'armatura, diciamo facendo vari incroci con diversi prodotti e anche in questi casi chiaramente posso utilizzare magari la rete doppia solo in zoccolatura e poi andare con la rete singola. E altra domanda che ti faccio è il classico chicco di grandine. Classico che anche se negli ultimi anni ci ha abituato a qualcosa anche di importante d'estate, se sai collocarmelo in questo range, se è qualcosa che con una finitura normale riusciamo a starci dentro, se dobbiamo prevedere qualcosa di nuovo. Un cappotto tradizionale, normalissimo, resiste tranquillamente a grandine anche molto importante, soprattutto perché il cappotto è posizionato su superfici verticali, quindi non avrò mai un urto perpendicolare alla superficie. Quindi anche se, e non è così, la grandine arrivasse con una forza maggiore di 15 joule, comunque la forza incidente non sarà mai di 15 joule e quindi un cappotto tradizionale comunque resiste alla grandine. Quando nei casi che sono andato a vedere, perché faccio sopralluoghi anche per i reclami o per sistemare cappotti di altri produttori, i casi in cui c'è stata una rottura da grandine di solito erano legati principalmente all'utilizzo di una finitura sottile su cappotto, cosa sempre da escludere, perché il cappotto si finisce sempre con un rivestimento a spessore, da almeno 1,2 mm, meglio se 1,5 mm. Quando si finisce con la pittura, di solito si incappa in questi problemi. Oppure legato ad un rasante mal realizzato, di solito con l'appoggio della rete sull'EPS e poi una mano singola di rasante, mentre il rasante va applicato in 2 mani, prima della rete e poi una mano prima e una mano dopo. Quindi assolutamente la resistenza di 15 joule è sufficiente per la grandine, anche di quelle importanti. Chiarissimo, ti lascio proseguire. Come abbiamo visto nella tabella iniziale dell'Istituto Fraunhofer, in alcuni casi è stato realizzato un raddoppio del sistema isolante. In questo caso, di solito, ma non è sempre così, il raddoppio viene fatto semplicemente per ottenere un aumento della prestazione termica del sistema. In quest'ultimo anno, con il super bonus legato all'aumento di 2 classi energetiche degli edifici, si è vista più volte la richiesta di applicare un nuovo strato di isolante su quello esistente, perché quello esistente magari aveva parecchi anni, era di spessore molto ridotto e quindi non sufficiente. E quindi è possibile salire di ulteriori 2 classi energetiche raddoppiando magari il sistema esistente. Chiaramente devono essere fatte delle verifiche per verificare appunto che il cappotto sia applicabile. Come dicevo poco fa, molti interventi sono stati richiesti in quest'anno di super bonus per il raddoppio dei cappotti. La stragrande maggioranza di questi cappotti esistenti non erano realizzati in modo tale da permettere il raddoppio. Come si fa a capire se sono adatti o meno? Si effettuano delle finestre di valutazione, ovvero devono essere aperte delle porzioni di almeno 50 x 50 cm di cappotto, viene proprio aperto, come vedete nell'immagine a sinistra, si taglia
l'isolante, la rasatura, la finitura, fino ad arrivare al supporto, si strappa il cappotto esistente e vengono valutati tutti gli strati e l'adesione fra uno strato e l'altro. Quindi finitura, rasatura armata, tasselli, pannello isolante, collante, supporto e accessori. Se tutti gli strati che vengono controllati sono realizzati come da normativa, la UNITR 11715 che dicevamo prima, o comunque secondo lo stato dell'arte, è possibile fare un raddoppio. Come vedete, questo è uno dei tanti casi su cui sono state fatte verifiche. Se il collante non è sufficiente, dovrebbe essere almeno il 40% della superficie, o non c'è una buona tenuta del supporto, perché magari c'è un vecchio rivestimento su cui era stato applicato il cappotto, ma che non aveva una buona tenuta. In questo caso si è strappato il rivestimento dall'intonaco sottostante, o se la rasatura non è stata realizzata correttamente, o c'è un qualunque altro difetto importante del sistema, non potrò effettuare un raddoppio. In caso contrario, semplicemente il cappotto viene incollato su quello esistente, sfalsando i pannelli in modo che i giunti non corrispondono a quelli precedenti, viene ritassellato e potrò avere appunto un cappotto maggiorato rispetto a quello precedentemente esistente. Tendenzialmente l'incollaggio del nuovo cappotto viene effettuato non a cordole punti centrali come un cappotto tradizionale, ma a spatola dentata. Questo perché si presume, o meglio è stato controllato dalla finestra di valutazione precedente, che il sistema isolante esistente sia perfettamente planare e quindi l'applicazione a tutta superficie mi permette di avere una tenuta migliore e più precisa. Cosa importante è che la prima fila del cappotto esistente va sempre comunque rimossa e viene messo un pannello a tutto spessore, diciamo che regge, tra virgolette, entrambi i sistemi a cappotto. Questo chiaramente mi permette di avere un maggiore risparmio energetico, la correzione di ponti termici che prima magari non erano correttamente corretti e un aumento del valore dell'edificio. Tutti i vantaggi chiaramente di un cappotto, anche di un cappotto nuovo, ma in questo caso ho un vecchio che non viene rimosso né smaltito. Dicevamo quando parlavamo delle fessurazioni che in casi estremi potrebbe essere necessaria la demolizione del cappotto. Di solito viene realizzata quando ho problemi nella realizzazione dell'incollaggio. Se il cappotto non è incollato correttamente e quindi ho movimenti eccessivi dei pannelli, distacchi dei pannelli, di solito appunto quelle fessurazioni che vediamo sui bordi degli stessi, di cui abbiamo parlato prima, o il supporto non preparato correttamente, quindi comunque un movimento esagerato del sistema cappotto, è necessario demolirlo. In alcuni casi abbiamo previsto la demolizione anche di cappotti apparentemente perfetti, perché, dicevo poco fa, era richiesto un raddoppio, viene fatta una finestra di valutazione e un cappotto che sembra perfetto, in ottimo stato, si scopre che ha un incollaggio pessimo, si stacca molto facilmente il collante dal supporto e allora non ci si può prendere la responsabilità di applicare un nuovo cappotto su qualcosa che non è stabile. Allora in quel caso anche avrò una demolizione. Ecco, io ho terminato con la presentazione, sono andato un pochino lungo ma non troppo. Come dicevamo prima, le domande sono arrivate, se dovessero arrivare altre chiaramente rispondiamo adesso, nel caso vi lascio anche il numero verde di SETTEF per eventuali ulteriori domande
o per consulenze su cantieri, assolutamente qualcosa che facciamo gratuitamente su tutta Italia, per ogni zona c'è un tecnico diverso e quindi niente. Io ho terminato così. Allora, perfetto Giuseppe, io ho selezionato alcune domande, poi vediamo se Sì, ne arriva qualcun'altra di interessante, di cose a cui non abbiamo già magari risposto. Allora, perfetto. partirei da questa che è quella un po' più introduttiva forse, riguarda le battute iniziali sul tema delle ispezioni, mi sento dopo 6 mesi, dopo 1 o 2 anni e dopo 2 o 3 anni e ci chiedono come si svolgono materialmente, se con sistemi di accesso in quota su fune e in questo caso se non c'è pericolo di urti frequenti sulla superficie del cappotto da parte dell'operatore e quindi la generazione di conseguenti danni ulteriori rispetto a quelli rilevabili in una classica manutenzione. Diciamo che di solito l'intervento, o meglio non l'intervento, le ispezioni, se vengono fatte semplicemente con una cadenza, una normale cadenza, cioè non vengono fatte perché ci sono effettivamente dei difetti, sono ispezioni soprattutto visive anche dal livello del terreno. Eventualmente andando negli appartamenti e condomini, se stiamo parlando di un condominio, comunque dai proprietari, visionando magari da balconi o da posizioni più elevate, senza chiaramente utilizzare, diciamo, senza accedere direttamente alla superficie del cappotto, perché chiaramente non è pensabile di fare una spesa elevata ogni 6 mesi, ogni anno, per verificare se ci sono problemi, anche perché appunto i problemi si vedono chiaramente anche a vista e diciamo queste ispezioni sono fatte per evitare che peggiorino. Chiaro che magari quella dopo 3 anni potrebbe essere fatta in modo più approfondito e in modo diverso, però non, cioè, senza pensare a urti o altro, cioè potrebbe essere usata una scala aerea, il classico il ragno, diciamo, per vedere più da vicino il sistema cappotto, ma è richiesto solo se si nota qualcosa di particolare che merita approfondimento, ecco. Certo, perfetto. Ci chiedono poi se applicare una pittura elastomerica potrebbe aiutare ad un ripristino superficiale del colore e al ripristino delle microcavillature. Applicare, scusa? Non ho sentito. Una pittura elastomerica. Allora, sì, chiaramente se parliamo di microcavillature, se la problematica è legata magari alla inefficienza del rivestimento esistente o comunque sono problematiche non troppo gravi, un intervento con l'elastomerica viene fatto normalmente. Diciamo, noi abbiamo parlato della pittura riempitiva per nascondere le fessurazioni nel caso non siano in costante movimento. Se sono in costante movimento devo usare qualcosa di elastico e quindi una finitura elastomerica è la cosa ideale. Bisogna valutare bene che non siano troppo in movimento, quindi se, come dicevamo, magari sono legate al movimento dei pannelli, allora l'elastomerica potrebbe non essere sufficiente e chiaramente si valuta caso per caso. E anche per questo invito a contattarci nel caso fosse necessario qualche verifica in cantiere, è una cosa che facciamo giornalmente proprio per mettere la nostra esperienza al servizio del progettista che magari non conosce i nostri prodotti bene come li conosciamo noi e non sa fino a dove si possono spingere determinati prodotti. Perfetto, ci chiedono se puoi rimettere la slide quella con il numero verde, che dovrebbe essere quella precedente a questa. Sì, Intanto, visto che
ce l'avete chiesto, l'avevo detto all'inizio, ma magari qualcuno di voi si è collegato poi strada facendo, le slide, quindi con anche i riferimenti dei contatti, compreso il numero verde, saranno disponibili tra circa 2 ore, quindi dopo 2 ore dal termine del webinar. Come sempre ricevete una mail all'indirizzo che ci avete comunicato con l'opportunità di poter scaricare le slide, quindi troverete anche i contatti, però ecco, visto che ci hanno fatto esplicita richiesta, magari Certo. lo lasciamo lì. Nella tua esperienza, un'altra domanda che ci hanno rivolto è se sono maggiori questi i problemi derivanti da un'errata progettazione o da un'errata esecuzione, quindi normalmente chi è più responsabile di queste problematiche? Purtroppo di solito è l'applicatore che fa tanti errori, soprattutto, cioè, o meglio, scusa, non è giusto dire così. Diciamo che ci sono alcuni applicatori che si sono inventati applicatori negli ultimi anni e quindi la realizzazione può essere molto approssimativa. Raramente si vedono problemi di progettazione, ma ci sono anche quelli. Purtroppo sì, però di più sicuramente legati all'applicazione e alla non sufficiente verifica da parte del progettista, o meglio del direttore lavori, di ciò che viene fatto in cantiere. Perché quando c'è un direttore lavori che conosce i prodotti e il sistema cappotto in generale, di solito l'applicatore non fa errori perché viene ripreso immediatamente. Certo, certo. Sì, devo essere sincero, anche vedendo cantieri così, molto spesso si notano degli errori anche abbastanza evidenti rispetto a quello che ci spiegate, no, in corso di queste attività. Non è sempre semplice poi da parte di una persona che magari abita e vive in un contesto e si vede riconoscere l'errore. Ci vorrebbe effettivamente una presenza molto forte di un direttore lavori che sappia poi riconoscere e gestire l'errore ancora nelle fasi più Sì. embrionali. Senti, un'ultima domanda che è arrivata, poi vediamo se non arriva nient'altro di interessante, andiamo a chiusura, riguarda il tema del raddoppio del cappotto. Ci chiedono di spendere qualche parola più in termini proprio degli spessori, nel senso, soprattutto nelle fasi degli imbotti delle finestre piuttosto che dei balconi, come gestire una ulteriore maggiorazione dello spessore del materiale isolante. Allora, è una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che le casistiche sono tantissime e possono essere gestite in tantissimi modi diversi. Si vede cantiere per cantiere. Molto spesso quando si fa il raddoppio, semplicemente la spalletta viene lasciata così com'è. Quindi quei 2-3 centimetri che magari ci sono, o se non ci sono, isolanti in spalletta, viene comunque lasciato in questo modo, si gira semplicemente la rasatura armata e la finitura. In alcuni casi, quando il raddoppio è legato magari anche al cambio di serramenti, si riescono a ricavare degli spessori da serramenti un po' più piccoli, meglio con un telaio maggiore, e quindi si riesce a maggiorare anche in spalletta. In alcuni casi viene rimosso l'isolante in spalletta, quello esistente, e anziché fare un raddoppio nelle spallette viene proprio realizzato un nuovo cappotto con isolanti più performanti che magari 10 anni fa, 20 anni fa non c'erano, adesso ci sono, e quindi mantenendo gli spessori dell'esistente riesco ad avere comunque un isolamento maggiore. Sono tanti casi e si vede caso per caso. Altra domanda interessante che è arrivata su questo tema. Allora, qua ci chiedono se è possibile, fanno riferimento a determinati tipi di spessori. Questo eventualmente lasciamo poi una risposta a te in separata sede per un'analisi del caso che verosimilmente è un po' troppo riduttiva trattarlo così. Però la domanda fa riferimento a un cappotto esistente realizzato in un materiale, la lana di roccia per esempio, ci chiedono se è possibile raddoppiarlo con un EPS. Quindi è possibile utilizzare due materiali diversi? Allora, sì, due materiali diversi. Tendenzialmente sì, EPS su lana di roccia, diventa un po' più complicato usare lana di roccia su EPS.
perché l'EPS ha resistenza, o meglio, la lana di roccia ha dei pesi maggiori rispetto a quelli dell'EPS, maggiori di quelli a cui l'EPS può essere abituato. Se abbiamo un 4-5 cm di EPS, poi magari ce ne aggiungo 10 di lana di roccia, il peso è molto elevato e diciamo va valutato, però di solito è meglio evitare. Mentre appunto EPS su lana di roccia sì, o comunque isolante più leggero su un isolante più pesante sì, Certo, tranquillamente. certo. Anche se, scusa, una cosa a cui non avevo pensato in questo momento, bisogna ben valutare il rischio di condensi interstiziali, perché per esempio utilizzando un EPS su lana di roccia o uno strato finale, quello dell'EPS, o meglio uno strato più esterno, che ha una maggiore resistenza al passaggio del vapore rispetto a uno più interno, che è quello della lana di roccia. E quindi potrebbe esserci il rischio di formazione di condense nello strato di unione fra i due isolanti, mentre invece è sempre bene andare da materiale meno permeabile al vapore a un materiale più permeabile man mano che si va verso l'esterno, ma non è detto che ciò succeda, anche e soprattutto se sono grandi spessori di EPS, comunque le due curve di saturazione e di rischio di condensazione si allontanano e quindi comunque potrebbe non esserci rischio, però va valutato, ecco. Certo, certo. Bene, direi che siamo arrivati in conclusione di questo appuntamento. Io quindi vi ricordo che tra un paio d'ore via mail riceverete le slide con anche i contatti, però se volete poi ovviamente fare riferimento già a quanto vi ha mostrato, piuttosto che se scrivere a noi se avete altre curiosità, noi poi saremo ben lieti ovviamente di girarle all'ingegnere Chicchi, così come ovviamente a chi se ne occupa da parte di Settef. Giuseppe, se vuoi fare un saluto conclusivo. Assolutamente, grazie a tutti per aver partecipato e per qualunque cosa appunto non esitate a contattarci, siamo disponibilissimi. Grazie a tutti. Bene, bene, siamo arrivati alla conclusione di questa settimana, quindi direi che non mi resta che augurarvi un buon weekend e poi ci ritroviamo a partire da lunedì ancora insieme. Grazie a tutti.